Nella società di oggi è evidente il male, la sofferenza. In tutto questo, se si può essere felici, come e attraverso quale strada? Prima di tutto lasciando andare la pretesa di voler essere bravi. Secondo me, secondo la mia esperienza, la gentilezza e la cortesia nasce dalla capacità di, se posso usare una parola antica, di essere umili, humilitas. Siamo terrestri, solo Dio ci può salvare. Quindi il non giudizio, la cortesia come spazzino delle relazioni, non è solo, ci fosse anche solo quello andrebbe bene, la buona educazione, è avere rispetto per l'altro prima di tutto ascoltandolo per quello che è, non per quello che noi pensiamo che sia. Certo che è una bella sfida. È proprio per questo che bisogna essere gentili, perché laddove sovrabbonda il peccato, dice San Paolo, sovrabbonda anche la grazia. Dobbiamo crederci, possiamo crederci. Uno di noi ce l'ha fatta, ha vinto la morte, grazie alla potenza del Padre e dello Spirito. Tutto il resto non ci può spaventare. Sulla fiducia? La fiducia è legata alla gentilezza, nel senso che è come quando si forma una famiglia o si diventa amici con qualcuno, si diventa familiari con qualcuno che ci è estraneo. Credi, dice sempre Paolo, è speranza di qualcosa che non si vede, ma l'altro non lo conosci mai com'è. Però puoi fare un pezzo di strada insieme e l'esperienza mostra che può essere, con tutti i nostri limiti, molto bello. La gentilezza forse tu per tu è più semplice, ma oggi in una generazione di social e di leoni da tastiera cosiddetti è più difficile invece da quel lato? Io credo che la prima pulizia da fare è sul rumore, avere luoghi più silenziosi, meno rumorosi. Oggi anche negli intervalli degli sport, musica a palla, anche in chiesa, tanto rumore, nelle scuole, c'è casino, direbbero i nostri giovani. Cominciamo a imparare a fare un po' di silenzio, esterno e interno naturalmente.